500.000 euro per finanziare lo studio di fattibilità per il nuovo invaso sul fiume Verdura in provincia di Agrigento. La Commissione Bilancio all'ARS ha appena approvato un emendamento presentato dall'onorevole Carmelo Pace, primo firmatario, agli onorevoli Ignazio Abbate, presidente della prima commissione, Dario Safina, Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano. Si tratta di un risultato storico, afferma l'onorevole Pace della Democrazia Cristiana, un primo passo che porterebbe alla realizzazione di una diga in prossimità del fiume Socio Verdura, evitando così che milioni di metri cubi d'acqua finiscono in mare. In piena emergenza, conclude Carmelo Pace, potremmo dare una risposta concreta a tutto il nostro territorio, agli agricoltori, agli allevatori e alle aziende. Adesso la parola passerà all'Aula che si riunirà nei prossimi giorni per la discussione e l'approvazione della finanziaria.